112 grammi di eroina e 28 di cocaina è quanto ha trovato e sequestrato la polizia in un'abitazione di Conegliano. La droga, destinata allo spaccio al dettaglio nell'area del centro cittadino, era ben occultata in alcune scarpe e all'interno di mascherine chirurgiche. In manetta è finito un 32enne nigeriano domiciliato nel comune ma residente nel veneziano a Concordia Sagittaria. L'attività del commissariato di Conegliano, coordinata dalla Procura della Repubblica e in particolare dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, ha avuto origine da una perquisizione nella casa lungo via Lazzarine dove viveva lo straniero. Gli agenti, con l'aiuto della polizia locale e l'unità cinofila, hanno trovato dosi per un valore di diverse migliaia di euro, bilancini di precisione e sostanza da taglio, oltre a materiale per il confezionamento, rotoli di pellicole e sacchetti in cellophane. Non solo, è stato anche sequestrato del denaro contante, presumibilmente provento di spaccio, circa 1.700 euro in banconote di piccolo taglio, occultate nel vestiario, nell'armadio. Lo straniero ha raccontato di lavorare come domestico in una famiglia africana. La sua principale occupazione però era quella di pusher. Il 32enne, che trasportava le dosi in bici al cliente di turno, era già stato arrestato sempre per spaccio nel 2020 a Roma. Ora si trova rinchiuso presso la casa circondariale di Treviso. Gli investigatori sospettano che lo straniero potesse contare su diverse decine di clienti che nei prossimi giorni saranno sentiti.